E buonasera a tutti lettori e lettrici di Star Wars Libre Comics, bentornati in una nuova puntata di Holocron Book Club che torna dopo una pausa nel mese di aprile. Non mi ricordo bene che cosa era successo, ma insomma ero indisposto io, non si poteva fare la diretta e non l'abbiamo più recuperata, mi dispiace, ma in realtà torniamo con un episodio secondo me molto atteso e appunto che anche da chi non ci seguirà in diretta stasera, come Alessandro e come Francesca, che già saluto, buonasera a tutti voi, sono abbastanza sicuro verrà, e anche Jose, verrà recuperato nelle prossime settimane e mesi in differita, perché ovviamente l'argomento di cui parliamo oggi è un romanzo a lungo atteso in Italia, ma in realtà in tutto il mondo, ovvero Trials of the Jedi, in italiano Le prove dei Jedi. L'ultimo romanzo che chiude l'Alta Repubblica, il grande progetto cross-editoriale che ci ha accompagnato dal 2021 essenzialmente al 2025, almeno negli Stati Uniti. Il romanzo infatti è uscito a giugno 2025, quindi ne parliamo a quasi un anno di distanza, ovviamente ne parliamo in seguito alla sua pubblicazione in Italia da parte di Panini Comics, col titolo, come vi dicevo già prima, Le prove dei Jedi, e ne parliamo stasera con spoiler. Trovate la recensione già scritta nell'estate del 2025 sul sito, ma ve la relinco qui in chat subito. E partiamo proprio dalle sensazioni, nel senso che è stato la lettura di Trials of the Jedi è stata una lettura molto potente, è stata una lettura molto veloce, molto a voler concludere, a voler scoprire il più possibile quello che era rimasto da scoprire di questo progetto e del suo epilogo, ma allo stesso tempo è stata una lettura che più si andava avanti e più io capivo che stavo chiudendo una porta, ed è stata il finale è stato un molto emozionante, ma il senso di completezza e di compimento mi ha lasciato in realtà poi un senso di vuoto. È stato davvero difficile affrontare questo finale senza chiedersi "e adesso?", e mi ha anche fatto mettere in pausa le letture di Star Wars per tanti mesi, perché ho avuto proprio bisogno di un momento di cesura con Star Wars, per tanto mi aveva dato questo progetto, tanto mi ha dato di emozioni. E ho avuto anche bisogno di un momento di stacco con il progetto stesso, perché ad esempio i fumetti poi li ho recuperati soltanto nei mesi successivi, nell'autunno-inverno del 2025, quindi passati diverse settimane, diversi mesi addirittura. Però secondo me Soul ha fatto un lavoro egregio, e fa un lavoro molto intelligente, nel senso che si concentra su un gruppo abbastanza ristretto di protagonisti e ne offre uno sviluppo emotivo degno del viaggio che hanno compiuto fino ad adesso. Alcune cose vengono lasciate indietro inevitabilmente, e questa cosa un po' mi è dispiaciuto, ma capisco la necessità di dare un grande punto ai personaggi principali e di prendersi il tempo necessario. Tutti i personaggi secondo me sono gestiti in maniera molto equilibrata e le loro scelte, il loro destino è qualcosa che è pienamente nelle loro mani e il lettore lo percepisce fino in fondo. Inoltre Soul ha, secondo me, uno stile di scrittura per me godibilissimo, marcatamente cinematografico, con delle scene d'azione vivide, mai pesante, mai senza lungaggini, ma davvero è tutto molto visivo. E ci sono tanti cambiamenti di ritmo, di prospettiva che fanno correre la lettura.
Però appunto, nonostante questo, Saul riesce anche a prendersi il giusto tempo per i momenti emotivi e fa secondo me un'altra cosa, cioè ha una grandissima abilità nel narrare la parte più metafisica della forza, una cosa che abbiamo visto soprattutto nelle opere di De Filoni, penso a Il viaggio su Mortis, penso ad alcuni momenti sul finale di Rebels, Il mondo tra i mondi, Ahsoka, e queste influenze sono profonde nella scrittura e in quello che Saul ci vuole narrare. E sono anche tutte molto organiche, cioè è qualcosa ci portano scusatemi, Saul ci porta su Sophros, il pianeta d'origine dei Senza Nome, che abbiamo già intravisto chiamato Pianeta X in precedenti romanzi, penso a Il sentiero della vendetta, il sentiero dell'inganno. No, sì, il sentiero della vendetta è il secondo. Penso alla missione per il pianeta X, penso anche al fumetto L'occhio dei Nil, quindi ci porta su luoghi conosciuti, ma di cui scopriamo l'essenza, scopriamo il legame intrinseco che hanno con la forza. E nonostante siano anche luoghi smaccatamente visivi e con una forte natura grafica, Saul ci fa immergere in questo pianeta in un modo elegantissimo e davvero molto mistico. Quindi io ho apprezzato davvero tanto la scrittura di Charles Saul, spero che l'abbiate apprezzata anche voi. Appunto, per quanto riguarda i protagonisti, la scelta è un po' facile da un lato, in realtà anche molto difficile dall'altra, perché chiaramente alcuni personaggi vengono lasciati da parte. Penso banalmente a Vernestra Rò, che ha un ruolo assolutamente marginale nel romanzo. E il gruppo è ovviamente composto da Avar Kriss, Elzar Mann, ma anche Burryaga, Silas, Aslin Rel, giusto per Bel Zettifar ovviamente, giusto per menzionare Torban Bach, per menzionare i più celebri. Secondo me i personaggi vengono ben esplorati. Andiamo un po' con ordine e cerchiamo di lasciare, secondo me, Avar Kriss Elzar Mann per il finale. Rit si consolida ancora di più come l'eroe involontario, diciamo quello di cui l'ordine ha bisogno, anche se lui forse non se la sentiva. Dimostra una grandissima integrità morale, dimostra tanto coraggio che lo pone essenzialmente agli antipodi di quello che è stato il suo compagno di avventure da un lato, maestro dall'altro, tentatore anche se vogliamo, Azelin Rel, il personaggio forse più ambiguo di tutta questa situazione e che prende poi la via più facile, quella della fuga, portandosi dietro tanta conoscenza e spalancando anche una porta per il futuro. Infatti ci arriveremo, questo è sicuramente una delle storie, se non la storia che io mi aspetto venga narrata nei prossimi anni. Anche se penso che tutti gli autori si stiano prendendo o si prenderanno, se non l'hanno già fatto, un po' di mesi di pausa da Star Wars. E quindi sì, ottimo lo sviluppo di Rit e di Azelin Rel. L'altra coppia estremamente affiatata è quella degli amici Bel Zettifar e Burryaga Gabur, con Bel Zettifar che ha un ruolo fondamentale, un ruolo estremamente d'azione, come già era stato impostato il personaggio negli ultimi romanzi. Bel è in una situazione in cui
ha difficoltà a rimanere con le mani in mano, vuole essere al centro dell'azione, vuole sconfiggere Enil, e questa volta ha l'opportunità di sconfiggere Enil, nel senso che ha l'opportunità di sconfiggere Marchion Ro e di cedere anche alla rabbia e far fuori Marchion, ma anche Bell riesce ad avere il suo percorso di crescita, anche Bell riesce a scegliere la pietà, e Burryaga in questo senso rappresenta la sua ancora empatica in tutto il romanzo, soprattutto ovviamente nel finale. Secondo me rendere Bell la persona in grado di catturare Marchion e di appunto catturare, non ucciderlo, non torturarlo, ma mandarlo a un giusto processo, è stata la scelta migliore, perché riflette dentro Bell tutto quello che il suo maestro, Loden Greystorm, ha dovuto subire per mano di Marchion Ro. Quindi distacca molto quanto visto, e sono anche stato contento che Bell non sia accaduto, perché insomma il finale sapevamo che sarebbe stato un finale dolce amaro, lo è stato. Non mi avrebbe sorpreso qualche difficoltà o qualche defezione dell'ultimo momento da parte dei protagonisti, defezione diciamo al lato oscuro, comunque qualche cedimento finale. E invece Bell e Burryaga, ovviamente, ma su Burryaga penso che nessuno avesse dei dubbi, invece Bell porta a casa la missione nella maniera più Jedi possibile. Avar e Elzar hanno avuto un finale per me sorprendente. Non mi aspettavo che il loro finale fosse li portasse su queste strade, e penso che il loro sviluppo emotivo sia stato sublime nel corso delle opere, e sicuramente anche in questo romanzo, con un epilogo che non era facile. Mi rendo conto a posteriori, dare loro un epilogo soddisfacente per i fan non era affatto facile, e dare loro un epilogo completamente felice era pressoché impossibile, perché il loro epilogo felice sarebbe stato probabilmente uscire dall'ordine, ma uscire dall'ordine per loro è una cosa assolutamente infelice. Quindi stare insieme ma uscire dall'ordine sarebbe stato qualcosa di anche assolutamente contro la loro identità, in particolare quella di Avar Kriss. La soluzione trovata li fa anche li innalza a, non dico divinità, ma insomma personaggi con una responsabilità nei confronti della forza che almeno per la durata della loro vita è stata forse al pari degli dei di Mortis, comunque con una responsabilità sull'equilibrio della forza incredibile. Il fatto che non possano più vedersi, il fatto che non possano più ritrovarsi se non nella forza, è stato un boccone non facilissimo da buttare giù. Chiaramente è stato difficile da accettare, esattamente come anche i personaggi hanno dovuto accettare i loro sentimenti, il loro rapporto che si è creato, che è presente, il loro legame, banalmente col lato oscuro, penso a quello di Elzar Mann, a supporto di Avar e della galassia intera. E quindi fanno il sacrificio finale, no? Non muoiono in battaglia, ma si isolano su Sophros come guardiani di questo equilibrio cosmico della forza. E questo è stato sicuramente il momento più incredibile da un punto di vista delle descrizioni, il momento più mistico, è stato molto molto potente.
È un finale molto simbolico per loro, e che comunque dimostra come l'attaccamento, perché c'è attaccamento tra di loro, l'amore, perché quello tra di loro è amore, non li condanna affatto al lato oscuro, ma sono in grado di usare questo amore come motore per un qualcosa di più grande, per un bene superiore, per tenere salva la forza. Quindi insomma è stato abbastanza, catartico come finale, inaspettato, totalmente inaspettato. A un certo punto ho capito che saremmo andati a parare lì ed è stato, uhm, intenso, diciamo così. Uhm Chiaramente avrei voluto un saluto, un momento, un grado di semplicità maggiore forse. Ma questo è un finale degno di 2 grandi eroi, ed è così che dovremmo ricordarli, insomma, sicuramente come una coppia con un grande amore dietro, ma come 2 grandi eroi dell'Ordine Jedi. E il fatto che l'Ordine stesso non li ricorderà poi effettivamente, almeno non li ricorderà per questo loro sacrificio, è tristissimo. Ma entrambi hanno compiuto grandi gesta quando erano parte dell'ordine e quindi speriamo che l'ordine li ricorderà per almeno per quello, anche se non per quest'ultimo gesto e insomma per quest'ultimo grande gesto. Uhm Ovviamente questo romanzo non rappresenta la fine dell'Alta Repubblica come periodo. Rappresenta, la fine di questo progetto e appunto, ci sono tante porte ancora aperte, ci sono tanti personaggi che hanno ancora delle cose da dire e secondo me le loro storie non sono concluse ancora del tutto. In realtà durante quest'anno io mi aspettavo qualche, titolo in più a tema Alta Repubblica, cosa che invece è abbastanza latitata. Adesso, sta uscendo Pathfinders, mi sembra, che è una serie a fumetti, però comunque che si ricollega alla fase 2. Ah sì, certo, un'altra cosa di cui volevo dire 2 paroline al volo sono gli senza nome, che finalmente ricevono la spiegazione completa. È stato, una spiegazione secondo me bellissima, molto profonda, molto toccante e sono stati, secondo me approfonditi al punto giusto, nel senso che, ehm, abbiamo scoperto tante cose da tanti punti di vista diversi sugli Shrikarai, chiamiamoli col loro nome. Li abbiamo conosciuti prima dal punto di vista di Marchion Ro, dei Nihil, poi dal punto di vista dei Nihil, dei Jedi subendoli, poi dal punto di vista dei Jedi studiandoli e finalmente approfondiamo questi, esseri, questi queste creature dal loro stesso punto di vista, perché appunto scopriamo essere delle creature senzienti con con una coscienza, con un'intelligenza anche, spiccata e, tutto nasce appunto dal considerarle in realtà delle bestie, quando vengono portati via dal loro pianeta natale. E anche questo secondo me è stato abbastanza, intrigante perché, è stato possibile svelarne la natura soltanto andando poi effettivamente su Sofros. È stato interessante anche perché, non si sono limitati a essere delle, bestie che per qualche motivo mangiavano la forza, ma c'è tutto un background, c'è tutto un'ambientazione e una storia
che il romanzo affronta benissimo. Penso che sono più ne parlo, più sono tentato di rileggere il romanzo in italiano, cosa che non ho fatto, quindi io mi baso su quello che mi ricordo, sui miei appunti di quando l'ho letto in lingua inglese. Ma sarebbe bello riapprofondire questo discorso anche rileggendolo in italiano. Magari nelle prossime settimane ne approfitterò e lo farò. Ultima cosa, chiudiamo su Marchion Ro, ovviamente. Personaggio che secondo me è stato un po' bistrattato da questa fase 3, da questo flagello, è stato scusate, è stato un po' messo un po' da parte anche per quanto riguarda i fan o i JD stessi o i protagonisti stessi, il fatto che ci fosse qualcosa di più letale da combattere e che Marchion si stesse ponendo nei confronti della Repubblica come un, tra virgolette, salvatore, ha messo un po' lo scontro con lui, secondo me, da parte. In questo romanzo abbiamo un po' l'evoluzione finale del personaggio, nel senso che l'abbiamo visto in maniera molto imperturbabile, molto calcolatore, molto feroce, ma negli ultimi istanti, nei capitoli di questo romanzo, Ro sembra completamente perdere il controllo e diventa un leader non più imperturbabile, ma molto paranoico, molto disperato e desideroso di portare via con sé essenzialmente tutta la galassia in una spirale distruttiva e cercando anzi di prolungare questa spirale il più possibile. Il finale anche qua è affascinante, nel senso che mi sarei aspettato una grande morte di Marchion Ro da parte dei Jedi e non l'avrei vista come un passaggio al lato oscuro da parte dei Jedi. Marchion invece viene condannato all'ergastolo, viene condannato all'isolamento totale e viene privato di qualsiasi suo potere, soprattutto viene privato del suo pubblico e viene lasciato essenzialmente impazzire nella sua cella con gli spiriti dei suoi antenati, perché sappiamo che lui ha un forte contatto con gli altri Evereni. E quindi, insomma, un contrappasso secondo me molto adeguato per tutto il suo egocentrismo e la sua megalomania. Quindi ho apprezzato questa soluzione. Era facile ammazzare Marchion Ro. Invece questo è stato un finale molto più complicato, molto più sfaccettato, quindi ho apprezzato anche questa scelta di Charles Soule. Bene, detto questo io per stasera la chiuderei qui, ho parlato per 25 minuti di fila senza pause e sono stanco, ma spero di avervi dato degli spunti di riflessione interessanti. Ovviamente scrivetemi qui sotto nei commenti al video, alla diretta, le vostre opinioni anche nelle prossime settimane, sarò felice di leggerle e commentarle con voi. Vi ringrazio per avermi ascoltato questi minuti, spero che appunto vi abbia stuzzicato per chi ancora non ha letto il libro, e ho fatto spoiler ovviamente come sempre, e spero anche che possiate condividere un po' i vostri pareri, le mie idee quando recupererete il libro. Quindi io vi auguro come sempre buonanotte e delle buone letture e che il lato cartaceo della forza sia con voi. Ciao a tutti.